Benvenuti a questo webinar sul bando della Regione Veneto per le aziende che prevede un fondo perduto del 30%. È un bando assolutamente molto interessante per varie caratteristiche che ha nella normativa, prima tra tutte quella della cumulabilità con il credito d'imposta Industria 4.0. E quindi proprio perché questo bando è particolarmente interessante, particolarmente importante, abbiamo deciso di fare questo webinar dove andiamo a sostanzialmente approfondire un po' quelle che sono le tematiche legate a questo bando, quindi vedere quelli che sono i beneficiari, le cause di esclusione, quali sono gli investimenti ammessi e poi facciamo una rapida carrellata anche su quelli che sono i punteggi per poter accedere a questo bando e accedere e ottenere il contributo, perché anticipo già da subito, si tratta di un bando che non è a click day ma è a graduatoria di merito. Andiamo subito a partire con una breve presentazione su chi sono e chi siamo in realtà. Condivido la presentazione. Allora, due parole giusto per presentare chi sono. Mi occupo di gestione integrata delle agevolazioni per le aziende. Ci tengo a sottolineare il fatto che mi occupo di gestione integrata, significa che utilizzo più agevolazioni in contemporanea. E mi occupo quindi di perizie Industria 4.0, di pratiche per il credito d'imposta, ricerca e sviluppo, di bandi regionali, uno tra tutti è quello che vedremo qui in questo webinar, e di formazione finanziata, nonché di tutte le altre, diciamo, norme di agevolazione che ci sono al contorno di queste. E non lo faccio naturalmente da solo, siamo un gruppo di società di consulenza di esperti in finanza agevolata che appunto dà supporto in questo ambito, quindi riusciamo con questo tipo di impostazione a dare copertura dai bandi europei di tipo diretto come l'Horizon fino ai fondi internazionali per la formazione, che hanno, diciamo, competenze e metodologie di gestione che sono assolutamente diverse. Questo lo facciamo appunto come gruppo di professionisti e società di consulenza, e quello che ci viene particolarmente bene in questo compito è quando ci sono le cumulabilità o delle incompatibilità, quindi nel proporre progetti che che richiedano l'intervento di più competenze, di più agevolazioni in contemporanea per ottimizzare quello che è il risultato di queste agevolazioni. Vedremo poi come si traduce in pratica questa cosa nel bando che andremo a analizzare in questo webinar. Vediamo quella che è la premessa al bando, quello che scrive la Regione Veneto al punto 1.1. Con questo bando la Regione Veneto intende valorizzare i settori della produzione, del sistema manifatturiero e dei servizi alle imprese, anche aumentando la cultura d'impresa per un duraturo rilancio di esse, promuovendo interventi di sviluppo d'impresa. Il sostegno fornito dal bando è inoltre finalizzato ad agevolare il posizionamento competitivo delle imprese mediante la promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare delle PMI. Quindi questa è la premessa e gli obiettivi che la Regione Veneto si propone con questo bando. Tradotto in pratica, si tratta di un bando che ha come beneficiari le PMI, quindi sono escluse le grandi imprese da questo bando, dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese. Quindi attenzione, manifatturiero e servizi alle imprese. E in particolare nell'allegato C al bando, che trovate nella documentazione allegata al bando che riceverete via mail oppure trovate nel sito Rete Agevolazioni, c'è l'allegato C che specifica puntualmente quelli che sono i codici Ateco ammessi a questo contributo. Quindi la prima cosa da fare prima di affrontare questo bando è verificare se il nostro codice Ateco rientra tra quelli ammissibili a questo bando. I codici Ateco sono molti, quindi è molto inclusiva, però attenzione che vuol dire non sono tutti ammessi. È necessario per i beneficiari avere un'unità operativa dove si realizza l'intervento in Veneto, non essere considerata in difficoltà come azienda,
essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali. Quindi i beneficiari devono rispettare questi prerequisiti. Gli interventi ammissibili, anche qui vediamo una definizione generale, poi andiamo nello specifico di quelle che sono le spese concretamente ammesse. Sono ammissibili progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo e ad ammodernare i macchinari e gli impianti ed accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche in un'ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell'attività produttiva verso un modello di economia circolare e di sviluppo sostenibile. Vediamo tradotta in pratica quella che era la dichiarazione iniziale dei principi che hanno ispirato questo bando. Le spese ammissibili, il cuore diciamo di questo bando, sono ammissibili le spese relative a macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il processo produttivo. Poi andremo anche un po' più nel dettaglio di quali sono le spese che rientrano in questo capitolo. Abbiamo poi il secondo capitolo che è programmi informatici e tecnologie per l'ingegnerizzazione, software e hardware e prodotti, quali brevetti e know-how. Abbiamo spese per il rilascio di certificazioni, poi vedremo quali, e infine premi versati per le garanzie fideiussorie per partecipare a questo bando nel caso si chieda l'anticipo. Andiamo nello specifico della prima voce, quella relativa ai macchinari, e vediamo che si tratta di beni che devono essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Quindi occorre presentare un progetto, quindi dare una definizione di quello che sarà il progetto che andremo a svolgere grazie a questo contributo, e i beni che potremo inserire tra le spese ammissibili devono essere nuovi di fabbrica, quindi sono esclusi i beni usati. Sono comprese anche le relative spese di trasporto e installazione presso un'unità operativa in cui si realizza il progetto, quindi la spesa non è strettamente del macchinario ma anche delle spese accessorie. Sono comprese le spese di installazione o meglio, le spese di installazione comprendono anche gli interventi di impiantistica sempre strettamente necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi ammissibili al contributo, quindi per capirci l'impianto elettrico non è che si può rifare l'impianto elettrico dell'intero capannone, l'impianto elettrico che è ammesso, che viene diciamo considerato tra le spese ammissibili, è quello strettamente necessario al funzionamento del macchinario che portiamo nel progetto. Sono compresi altresì tutti i beni indicati nell'allegato A della legge 11 dicembre 2016 232, che sostanzialmente sono i beni Industria 4.0. Rientrano nella presente categoria, quindi nella categoria dei macchinari, anche gli interventi di efficientamento energetico. Qui andiamo subito a fare un breve focus su cosa sono gli interventi di efficientamento energetico ammessi a questo bando, e vediamo che sono la sostituzione di macchinario o componenti con macchinario o componenti che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici o termici rispetto alla situazione antecedente all'intervento, anche calcolata per unità di prodotto. Abbiamo poi sostituzione di cicli produttivi con cicli che comportino una riduzione dimostrata dei consumi elettrici o termici rispetto alla situazione antecedente all'intervento, anche calcolata per unità di prodotto. Abbiamo poi installazioni di sistemi e componenti, quali ad esempio la sostituzione di motori elettrici, installazioni di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo, in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi. Infine, installazione di dispositivi per il riutilizzo dell'energia o il calore recuperata dai cicli produttivi. Ritorniamo nella categoria generale dei macchinari e rientrano nella voce macchinari perché in categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio anche gli autoveicoli per uso speciale e mezzi d'opera, però solo quelli elencati nel bando, e quindi auto spazzatrici, auto spazzaneve e via dicendo. Quindi solo questi, questo elenco è esaustivo, solo questi rientrano tra le voci che sono ammissibili tra i beni diciamo, che possono essere inseriti in questa agevolazione. Secondo capitolo, quindi abbiamo visto il capitolo A legato ai macchinari, passiamo al capitolo B legato ai programmi informatici e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software e hardware, quali brevetti know-how, concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi
e i servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali di impresa e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Quindi qui ci specifica poco in più per la verità. Ci dà però un limite molto importante. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera A, quindi rispetto ai macchinari. Qui dobbiamo spendere al massimo il 50%. 100.000 euro di macchinari ci consentono di fare acquisti ammissibili ovviamente per 50.000 euro nell'ambito dei programmi informatici. Abbiamo poi la categoria C, spese per il rilascio da parte di organismi accreditati da Credia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare delle certificazioni, e anche qui è un elenco esaustivo. UNIE ISO 14001, la 50001, Remade in Italy, Plastica Seconda Vita, FSC Catena di Custodia, Green Guard e la registrazione EMAS. Quindi queste sono le certificazioni che sono ammesse, le cui spese sono ammesse a questo bando. La spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari ad euro 5.000 e sono ammissibili al contributo le spese per la consulenza qualificata finalizzata all'ottenimento della certificazione, quindi la fase preliminare, le spese per l'ente di verifica e di certificazione e le spese per la realizzazione delle indagini finalizzate all'analisi ambientale iniziale. Per ultimo abbiamo come spese ammissibili i premi versati per le garanzie relative alla fideiussione per ottenere l'anticipazione con il limite massimo del 10% delle spese di cui ai punti A, B e C. Queste garanzie servono, come abbiamo anticipato, per l'ottenimento dell'anticipazione del 40% del contributo. In via generale, le spese devono essere sostenute e pagate interamente dal beneficiario tra il 1 novembre 2021 e il 14 febbraio 2024. Quindi qui porto subito l'attenzione, 14 febbraio 2024 è una data molto in là nel tempo. E quindi abbiamo tutto il 2022 e tutto il 2023 per fare le spese, quindi per completare il progetto. Quindi quando vi accingete a valutare questo bando, tenetene conto perché è un bando che si presta a una programmazione di medio termine, quindi ragionate sugli investimenti che avete intenzione di fare per i prossimi 2 anni e sulla base di quelli create un progetto che possa essere ammesso a questo bando. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 30% sulle spese ammissibili. Il massimo di contributo ricevibile è 150.000 euro che corrisponde a una spesa pari o superiore a 500.000 euro. Il limite minimo invece è di 24.000 euro corrispondenti a una spesa pari ad euro 80.000. Quindi il limite minimo della spesa ammissibile è 80.000 euro e il contributo massimo ottenibile è 150.000 euro. È possibile, come già anticipato, richiedere un'anticipazione del 40% del contributo, attenzione, 40% del contributo, concesso garantendo naturalmente con fideiussione assicurativa o bancaria. Le specifiche poi sono riportate nel bando. Vediamo quelle che sono le scadenze. La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10 del giorno 25 novembre 2021 fino alle ore 12 del 9 febbraio 2022. E come anticipato si tratta di un bando a graduatoria di merito, quindi non è necessario presentare subito la domanda il 25 perché la graduatoria è di merito. Attenzione però a non prendersela troppo con calma perché evidentemente ci sono, proprio perché è a graduatoria di merito, occorre lavorare un po' questo bando per cercare di ottenere il massimo del punteggio. Poi vedremo da cosa, come sono attribuiti i punteggi e capiremo anche perché non è opportuno diciamo, rilassarsi troppo in attesa della scadenza del 9 febbraio. Quindi il consiglio è, se decidete di affrontare questo bando, mettetevi subito perché le cose da fare e le decisioni da prendere per ottenere dei punteggi importanti e che diciamo consentano una giudicazione serena di questo bando sono parecchie. Capitolo cumulabilità, anche qui molto interessante. Questo bando è cumulabile con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili nel limite massimo consentito dai regolamenti europei, quindi in linea di principio c'è l'ammissibilità, la cumulabilità con altri bandi, però attenzione che ci sono dei limiti dettati dal GBER massimi, quindi
attenzione che in realtà diciamo, è una falsa cumulabilità questa per la verità, perché le condizioni di ammissibilità di cumulabilità sono molto stringenti. Poi fate attenzione anche al fatto che una cosa è che qui venga definito che questo bando è cumulabile con un'altra norma, poi bisogna andare a vedere l'altra norma se è cumulabile con questo bando. Quindi questo diciamo, lo risolviamo con queste due righe senza andare troppo a fondo, perché purtroppo diciamo, si apre un capitolo molto complicato da valutare e che, se avete piacere, lo affrontiamo assieme valutando le specifiche norme che decidete o volete valutare di mettere assieme. È però cumulabile con quelle che non sono considerate aiuti di Stato. Prima tra tutti quello che è il credito d'imposta Industria 4.0, quindi che è la parte più importante in realtà e più sostanziosa di questo tipo di incentivi. Quindi questo bando è completamente cumulabile con tutto quello che è il credito d'imposta Industria 4.0 e quindi poi vedremo con una breve simulazione anche questo cosa comporta dal punto di vista del risultato. Si tratta di un bando che è in regime di de minimis oppure in temporary framework Covid-19, che è l'estensione sostanzialmente dei limiti del de minimis, quindi si possono superare i 200.000 euro nei 3 esercizi grazie proprio a questo temporary framework Covid-19, se questo sarà prorogato. Le slide le avevo preparate qualche giorno fa, in realtà è avvenuta la proroga esattamente il 19/11/2021 e quindi questo bando sarà in temporary framework Covid-19, potrà essere utilizzato come, con questo quadro di riferimento e quindi sconfinare tranquillamente i 200.000 euro nei 3 esercizi con un limite che è stato ulteriormente innalzato a 2,3 milioni di euro, quindi c'è tutto lo spazio per inserire anche questo bando. Vediamo come promesso alla simulazione, per capire vuol dire poi di cosa stiamo parlando con questo bando e con la cumulabilità. Prendiamo in considerazione i beni materiali Industria 4.0, poi quando andiamo a vedere il punteggio capiremo anche perché è importante che siano beni materiali di Industria 4.0 e per la simulazione prendiamo in considerazione di aver fatto la prenotazione, la cosiddetta prenotazione entro il 31/12/2021, quindi aver versato l'acconto di almeno il 20% entro il 31/12/2021 e che il fornitore ci abbia accettato l'ordine. Abbiamo quindi un ipotetico bene da 100.000 euro, preso i 100.000 per andare bene a fare i conti e diciamo ho scelto di considerare come anno di interconnessione il 2021 anticipando un po' i ragionamenti, ma poco cambia dal punto di vista economico. Applichiamo questo bando Veneto con il 30% a fondo perduto e da questi 100.000 euro ricaviamo i primi 30.000 euro. Abbiamo poi tutto quello che riguarda il credito imposta Industria 4.0 che poiché l'abbiamo prenotato entro il 31/12/2021 abbiamo la possibilità di utilizzare ancora il 50% e quindi in questo caso ci portiamo a casa un altro 50% che sono altri 50.000 euro. Ricordo che il credito imposta Industria 4.0 è esente da IRES e IRAP e quindi anche questo è un vantaggio che va calcolato e tenuto ben presente. Io ho fatto il calcolo sul 27,9% come calcolo diciamo dell'aliquota, poi evidentemente varia un po', anzi non varia, è questa, varierebbe se dovessimo prendere in considerazione altre regioni e quindi il beneficio che abbiamo dal credito imposta Industria 4.0 dal punto di vista fiscale è il 13,95%, pari a 13.950 euro. E quindi sommando tutto vengono fuori 93.950 euro a fronte di una spesa di 100.000 euro che sono pari al 93,95%. Quindi il costo effettivo del bene applicando questa normativa e utilizzando il credito imposta Industria 4.0 è del 6,05%. Quindi è diciamo un'occasione assolutamente da non lasciarsi sfuggire. Ancora più interessante è il caso del software 4.0 che per vie ordinarie, diciamo con il credito d'imposta ordinario, sarebbe agevolato con il 20% e quindi con una cifra che non è diciamo altissima, per diciamo, usare un eufemismo, e quindi 2.000 euro su un investimento di 10.000. Anche qui dobbiamo tener conto del vantaggio fiscale legato al credito d'imposta Industria 4.0 ed applicando anche in questo caso il 30% di fondo perduto legato a questo bando, arriviamo al 55% di contributo
a fondo perduto sostanzialmente, di beneficio diciamo meglio. Il vantaggio complessivo è del 55%. Anche qui quindi tenetene conto, perché nel caso doveste decidere di fare investimenti nel software, questa è l'occasione buona. Passiamo da quello che è al massimo il 25% disponibile, posto che il software sia 4.0, passiamo a un 55%, che è assolutamente molto interessante. Vi ricordo, come abbiamo visto prima, che i software possono essere al massimo il 50% dei beni materiali, quindi quelli del punto A, e che il progetto minimo presentabile è di 80.000 euro. Quindi se avete intenzione di acquistare solo software, questo non è il bando adatto, oppure dovete metterci a fianco anche un investimento di tipo materiale. A fianco è, diciamo che qui, un eufemismo, perché in realtà deve essere la parte preponderante. Giusto per esercizio di scuola vediamo quello che succede anche nel software ordinario. Esercizio di scuola per modo di dire, perché in realtà teniamo conto che non tutti i software sono Industria 4.0 e molte volte le aziende hanno necessità, viva Dio, di essere finanziate anche in software ordinari. Qui passiamo da un contributo che è previsto per il 10%, quindi assolutamente molto limitato, e possiamo arrivare, grazie a questo contributo della Regione Veneto, a un 42% a fondo perduto. Quindi ancora una volta grande occasione per poter utilizzare e andare a finanziarsi i software. Ricordo, come sempre, massimo 50% dei beni materiali e progetto minimo di 80.000 euro. Vediamo quelli che sono i punteggi attribuiti. Portate pazienza se lo schema è un po' piccolo, però ho voluto dare un quadro, una visione complessiva dei punteggi. Come vedete, al punto A abbiamo come premialità di ben 45 punti le funzionalità che i beni siano funzionali ai processi di transizione 4.0 con almeno un bene 4.0. Tradotto, personalmente sconsiglio di partecipare a questo bando se non si ha almeno un bene 4.0, perché 45 punti, come vedete nella tabella complessiva, è il punteggio massimo attribuibile per singola voce, e quindi il suggerimento è: se dovete partecipare a questo bando, partite con almeno un bene 4.0 e portatevi a casa questi 45 punti. Avendo, diciamo, avendo ottenuto questi 45 punti, abbiamo poi dei punteggi aggiuntivi, evidentemente, aggiuntivi o alternativi in realtà, però nel ragionamento che vi sto facendo li consideriamo aggiuntivi. Il punteggio B è presenza di una diagnosi energetica e almeno uno degli interventi previsti, quindi che ci sia una diagnosi energetica e che tra gli interventi previsti da questa diagnosi energetica almeno uno lo facciamo e rientri dentro questo bando. Quindi anche questo fateci attenzione, perché potrebbe essere l'occasione per acquisire altri 25 punti. Ricordo, il principio è occorre cercare di ottenere il punteggio più alto possibile per essere più alti in graduatoria. Quindi questo è il principio su cui verranno assegnati i fondi, quindi verranno messi in ordine tutti i progetti e partendo dal punteggio più alto si andrà a scalare via via ai punteggi più bassi. Partiranno finanziando il progetto con il punteggio più alto e andranno giù finché non esauriscono i fondi. Quindi è assolutamente importante cercare di ottenere il massimo dei punteggi possibili. Abbiamo poi le certificazioni già in essere, o meglio, le certificazioni da fare. Quindi abbiamo al punto C, D ed E, il progetto prevede l'ottenimento dell'ISO 14000, D, il progetto prevede la certificazione EMAS, e il progetto prevede l'ottenimento della ISO 50.000, oppure il progetto prevede il Remade in Italy o la plastica seconda vita, la certificazione FSC, e questo è il secondo segmento di punteggi. Quindi in base a quelli che sono le certificazioni che dichiariamo che vorremmo ottenere nel corso del progetto, avremo attribuiti dai 16 ai 13 punti. Abbiamo poi il punteggio H, che è relativo al bilancio o rapporto socio-ambientale, che deve essere depositato per l'esercizio 2020, che ci consente di avere 12 punti.
E poi passiamo invece alle certificazioni che già abbiamo, quindi che alla data di presentazione della domanda già abbiamo. E ovviamente sono alternative a quelle che abbiamo visto prima, perché o ce le abbiamo già oppure diciamo, le inseriamo nel progetto per ottenerle. E quindi abbiamo la 14.000, l'EMAS e la 50.000, il Remedi in Italy, Plastica Seconda Vita, l'FSC e Green Guard. In questo caso anche qui abbiamo i punteggi che sono leggermente inferiori a quelli che abbiamo visto prima, che vanno sostanzialmente dagli 11 punti fino ai 7 punti. Abbiamo il punteggio legato al punto P, che è relativo al possesso di titoli di proprietà industriale, sono 6 punti. Poi abbiamo il punto Q, qui l'ho evidenziato con una freccetta perché secondo me è molto importante, possesso del rating di legalità, 5 punti. Allora, se l'azienda ha la possibilità di ottenere il rating di legalità, quindi ha i requisiti per poterlo ottenere, il mio consiglio è partire subito per ottenerlo, perché ovviamente sono 5 punti che servono assolutamente per portare il punteggio un po' più alto rispetto alle altre aziende che andranno a partecipare. Quindi questo è un punteggio da valutare subito e da iniziare subito con questa procedura nella speranza di riuscire ad arrivare per il 9 febbraio con l'ottenimento appunto del rating di legalità. Abbiamo poi altri punteggi legati a oggettivi legati all'impresa, impresa appartenente ad un distretto industriale, 4 punti, PMI localizzate nel comune di Venezia, 3 punti, intervento localizzato nei comuni della provincia di Rovigo elencati, anche qui c'è un allegato al bando, abbiamo 3 punti, intervento in comune totalmente montano 2 punti, intervento in comune parzialmente montano 1 punto, quindi vedete che sono punti a decrescere per importanza che è stata attribuita dalla regione alle caratteristiche del progetto. Quindi primo di tutto è, ripeto, Industria 4.0, la seconda valutazione è c'è o non c'è una diagnosi energetica, è il caso di farla perché ci aspettiamo di ottenere dei interventi che possano rientrare e quindi poi eseguirli, e giù con tutte le altre che sono invece le certificazioni che vanno assolutamente valutate perché come vedete sono punteggi assolutamente molto importanti. Vediamo un breve focus su alcune voci di punteggio. Punteggio A legato a Industria 4.0, è prevista l'introduzione del processo produttivo di almeno un bene, quindi ne basta uno in realtà. Il progetto potrebbe riguardare beni non Industria 4.0, ma almeno uno di questi è Industria 4.0 e quindi comunque noi il punteggio lo prendiamo. Il bene avente le caratteristiche tecniche tali da includere negli elenchi di cui è allegato A della legge 11 dicembre 2016, interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che sono le caratteristiche chieste da Industria 4.0. Il punteggio B legato all'efficienza energetica, l'istanza è accompagnata da una diagnosi energetica sottoscritta da un tecnico abilitato, realizzato in conformità ai criteri espressi nel legato 2, sempre del decreto legge sulle diagnosi energetiche, ed eseguita a partire dal 1 gennaio 2019, quindi attenzione anche a questa data perché non vanno bene tutte le diagnosi energetiche, vanno bene solo quelle eseguite dopo il 1 gennaio 2019. E il progetto prevede la realizzazione di almeno uno degli interventi indicati nell'appendice 2 del presente bando, quindi dobbiamo andare a vedere quella che abbiamo appunto visto prima scorrendo quelli che sono i beni ammissibili. L'ottenimento della certificazione, vediamo quelli che sono i punteggi legati alle certificazioni da ottenere, quindi non quelle che già in possesso ma da ottenere. L'ottenimento della certificazione deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo e dentro la presentazione della richiesta di erogazione del saldo, quindi nel tempo di progetto. Facciamo un breve riepilogo delle date, quindi abbiamo visto che la presentazione può essere fatta dal 25 novembre 2021 fino al 9 febbraio 2022. L'esito, la regione si prenderà fino al 9 giugno 2022 per dare l'esito. Le spese ammissibili sono quelle che partono dal 1 novembre 2021 e arrivano fino al 14
febbraio 2024. Il tempo per la rendicontazione può, diciamo, in realtà diciamo, non è corretto come ho segnalato, perché può essere fatta a partire dall'esito, evidentemente, quindi una volta concluso l'intervento si può procedere a rendicontazione, però il periodo massimo entro cui bisogna presentare la rendicontazione è il 29 febbraio 2024. La diagnosi energetica può essere fatta a partire dal 1 gennaio 2019 e comunque entro il 9 febbraio 2022. Per le certificazioni già ottenute occorre evidentemente averle ottenute prima del 9 febbraio 2022, invece per quelle da ottenere occorre farle, quindi ottenerle sostanzialmente dal 9 febbraio 2022 al 14 febbraio 2024. Quindi questo è lo schema generale delle tempistiche che avete visto sono abbastanza articolate di questo bando. Io credo sia un bando assolutamente molto importante e molto interessante. Avete visto che combinando le varie normative e ovviamente giocando un anticipo con il credito d'imposta industria 4.0 per ottenere il 50%, però anche decidessimo di partecipare con un bene che iniziamo ad acquistare nel 2022, avremo comunque il 40% al posto del 50%, quindi dal 93% passeremo all'83% di beneficio, e comunque diciamo è una forte contribuzione, un forte incentivo. Quindi un bando assolutamente da tenere conto. Criticità è sicuramente quella dei punteggi, che se affrontata per tempo, diciamo, può essere affrontata anche con cognizione di causa e con la possibilità di andare magari ad arricchire il punteggio con delle certificazioni. Ho, diciamo, calcato la mano sulla questione delle certificazioni perché, come vi ho raccontato all'inizio di questa presentazione, credo e crediamo di essere particolarmente in grado di sostenere e di aiutare le aziende in questo bando, perché, come vi ho raccontato, siamo in collegamento con vari partner che sono anche all'interno della nostra, in alcuni casi all'interno della nostra organizzazione, per poter supportare le aziende anche in quelle che sono le certificazioni, sia per quanto riguarda le diagnosi energetiche, sia per quanto riguarda il discorso delle altre certificazioni. Con questo io ho concluso, spero la presentazione sia stata sufficientemente chiara e approfondita. Ovviamente nell'arco di una presentazione del genere non si possono andare ad affrontare tutti i dettagli, perché sarebbero peraltro anche magari non di interesse generale. Nel caso abbiate piacere di avere una prevalutazione, trovate tutti i miei riferimenti, trovate anche i pulsanti, diciamo, dove state vedendo questo webinar. Mandatemi il progetto, diciamo una breve descrizione del progetto e la quantificazione economica, e sulla base di quello vi do un'indicazione di come poter affrontare questo tipo di bando per andare a ottenere il risultato sperato, che è appunto quello dell'assegnazione di questo bando, che, come abbiamo visto, è assolutamente molto interessante. Ripeto, con questo ho concluso, vi auguro un buon lavoro e un in bocca al lupo se decidete di partecipare a questo bando. A presto!